Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio chi è venuto qui oggi a questo secondo appuntamento con Ecoforum organizzato da Legambiente per un evento di accompagnamento, diciamo, al nostro Ecoforum regionale che ogni anno ritorna per portare i dati dei comuni di cicloni, della qualità, della capacità di raccolta differenziata e l'impegno degli amministratori locali. Questo appuntamento di oggi sulle eccedenze alimentari vuole essere un focus, una messa a fuoco di quello che è una parte chiaramente del modello di gestione a valle dei rifiuti e prima, ci auguriamo, dell'economia circolare anche nella gestione appunto delle eccedenze alimentari. Ringrazio anche chi ci sta seguendo e chi ci seguirà da casa e andrei subito alla giornata perché è densa di informazioni e di esperienze tutte da scoprire e per andarci passerei la parola prima di tutto per un'introduzione ai saluti a Gianni Cremonese che è il presidente di ACLI provinciale di Padova. Bene, un saluto a tutti, un saluto molto veloce ma non formale. Entro subito nel merito della questione. Sono il presidente delle ACLI e il convegno di oggi cade a pieno diritto dentro il contenitore di Euroforum, anche perché in questo modo noi riteniamo giusto sottolineare un aspetto, cioè il risvolto ambientale che le nostre reti associative che abbiamo costruito in questi anni hanno prodotto e producono appunto come risvolto ambientale. Dicevo che sono il presidente delle ACLI da più anni, più o meno da una decina d'anni siamo impegnati e ci occupiamo di recupero alimentare, di eccedenze alimentari, attraverso il progetto Rete Solida sul quale poi interverrà per dati, analisi e proposte, indicazioni il collega Max Pontarosso, che è responsabile di questo progetto. L'esperienza che abbiamo fatto, molto veloce, cosa ci insegna o cosa ci ha insegnato e cosa ci sta insegnando? Primo, si sviluppa solidarietà. Con il recupero, con le eccedenze, sviluppiamo solidarietà, ma non teorica, diretta, pratica, che è toccabile, la toccano chi la riceve, chi riceve queste eccedenze, chi riceve questi aiuti, e senza tanti principi, senza tanti bla bla, andiamo direttamente nel sodo. Secondo, mi pare evidente, evitiamo che ci siano cumuli di montagne di rifiuti, con tutte le conseguenze che sappiamo. Terzo, attraverso le occasioni che abbiamo di incontro o che vengono create collateralmente a questa attività di recupero, cerchiamo di sviluppare, e in parte ci riusciamo, una cultura del recupero appunto contro lo spreco. Certamente è un lavoro interessante quello che facciamo, quello del recupero, però non può essere un lavoro, l'esperienza ci ha insegnato, non può essere un lavoro di improvvisazione. Poi non basta la buona volontà soltanto, bisogna sapersi organizzare, collaborare con altre realtà e sapersi soprattutto coordinare nella gestione, magari trovando alcuni aspetti anche innovativi nelle modalità gestionali, sulle quali poi credo qualcuno interverrà. E tutto questo se vogliamo ottimizzare o cercare di ottimizzare i risultati. Senza contare poi un'altra cosa, che in questo modo, con le attività, con le proposte, con le iniziative che mettiamo in piedi, si aiuta la politica, gli amministratori, le istituzioni, a valorizzare o cercare di valorizzare buone prassi e soprattutto a sostenere nuove attività generative. È chiaro che da cosa nasce cosa e proprio l'attività delle reti mettono in moto tutta una serie di iniziative che vale la pena di sostenere. Secondo, pensiamo al nostro tessuto produttivo, soprattutto nel settore agroalimentare. In questo ambito sappiamo tutti, molto materiale viene lasciato a parte, viene scartato,
molto materiale che potrebbe tornare utile e quindi un ambito su cui poter intervenire. Ancora, per non parlare poi di come attraverso i vari incontri che facciamo, le varie attività, per non parlare degli eventi, delle occasioni educative che vengono promosse. Pensate, noi recuperiamo i pasti dalle mense scolastiche. Cosa importante, interessante, finché si vuole. Però in questo modo cosa otteniamo? Certamente il recupero, dall'altra parte aiutiamo, perché i pasti non vanno buttati via, con questi aiutiamo chi ha bisogno, ma portiamo avanti attraverso gli insegnanti, i docenti, gli incontri con gli studenti, le assemblee che facciamo, un'azione educativa significativa. Secondo, c'è anche un'azione politica. Con i dati che ricaviamo dal trasporto, dal recuperare i pasti, noi vediamo quali pietanze non vengono apprezzate, non vengono consumate. E questo ci può permettere di dare alle istituzioni, ai comuni, indicazioni per quanto riguarda la costruzione dei menù da dare ai ragazzi, ai bambini. Termino velocemente perché altri sono tanti che devono intervenire e altri poi meglio di me potranno approfondire alcuni altri aspetti. Termino con una proposta. Sarebbe opportuno, Lazzaro, che al termine di questo giro di incontri che avete promosso, si riuscisse ad arrivare con le varie realtà che operano in questo ambito, magari a livello regionale, non so, cabine di regia è troppo, ma un coordinamento piuttosto stabile per poter da una parte rendere più efficaci e efficienti le possibilità di recupero, quindi ottimizzare al meglio le possibilità di recupero, ma dall'altro cercare anche di sostenere, come ho detto prima, da cosa nasce cosa, cercare di sostenere quelle opportunità che possono nascere e quindi aiutare a sviluppare proprio l'economia circolare, questa tipologia di economia. D'altra parte, noi lavoriamo per il futuro, sostanzialmente lavoriamo per un futuro più sostenibile. Ecco, questo è il messaggio che io vi do, assieme al saluto. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Bene, grazie. Grazie mille. Io vi rubo ancora solo 2 minuti, non mi sono presentato, Luigi Lazzaro, Presidente regionale di Legambiente Veneto. Vorrei soltanto inquadrare come siamo arrivati a questo evento, perché la relazione rapporto con ACLI e con il progetto in particolare di Rete Solida lo abbiamo avviato l'anno scorso, dando, come ogni anno facciamo all'interno del nostro Ecoforum, che poi appunto avverrà venerdì, con delle menzioni particolari, speciali a quelle esperienze territoriali in regione che si sono dimostrate e si dimostrano esperienze di avanguardia, esperienze capaci di dare non solo alto valore ambientale a quello che fanno, ma soprattutto, l'abbiamo capito, alto valore sociale, ed è fondamentale, soprattutto se guardiamo a quella transizione giusta a cui dobbiamo andare incontro, oltre che ecologica, che deve vedere nessuno lasciato indietro. Allora è evidente che progetti come questo, ma non solo il progetto in sé, tutto il modello gestionale che segue e che accompagna queste esperienze e tutta l'attività di vicinanza agli ultimi, che è fondamentale, di supporto in un cambiamento che deve avvenire, per noi è fondamentale, perché parla a quella fetta di popolazione, a tutti noi, chi più indietro, chi meno indietro, che deve imparare non solo a ridurre i propri consumi, deve imparare a non sprecare, ma soprattutto deve imparare anche a recuperare, a fare il meglio possibile, perché questi scarti, oggi mettiamo a fuoco quelli alimentari, ma vale in generale per tutta la quantità di rifiuti che produciamo, quelli alimentari appunto però hanno un grande valore sociale, perché possono invece essere reinseriti in una rete virtuosa che aiuta chi ci è più prossimo, chi è vicino a noi, perché sono reti di prossimità, e anche questo è molto importante sottolinearlo. E allora, guardando il contesto dei rifiuti quest'anno, con i dati che poi venerdì presenteremo, ci siamo resi conto che
l'impatto del rifiuto organico nel 2020 per chiaramente la pandemia, le chiusure, i lockdown e poi le chiusure parziali, la chiusura delle attività economiche, la chiusura delle attività produttive ha rimodulato da un lato, ma questo lo vedremo oggi, quella che è l'attività sulle eccedenze alimentari, quindi l'afflusso delle eccedenze, ma forse non i numeri, e quindi comunque le eccedenze alimentari sono rimaste, diciamo, presenti nonostante la pandemia. Dall'altra parte abbiamo visto però una riduzione importante di quello che è la quantità di rifiuto organico conferito poi a recupero, diciamo, da parte delle aziende territoriali. Questo significa che, stando più a casa, abbiamo sicuramente in parte ridotto, diciamo, siamo un po' più attenti e quindi ridotto quello che può essere una parte di scarto di eccedenza, ma significa anche che chiudendo tante attività, tante mense e tante attività di ristorazione collettiva, abbiamo anche avuto un calo importante di quello che è lo scarto, ciò che non viene recuperato come eccedenza, ma quello che poi va, diciamo, alla fine della filiera e quindi agli impianti di recupero di smaltimento. Questo è molto importante perché ci fa capire che serve non solo un'organizzazione seria, concreta e capillare nel territorio, ma ci fa capire che serve anche assolutamente lavorare perché ci sia una riduzione, un cambiamento dei modelli di produzione, diciamo, di approccio poi alla distribuzione di cibo, per continuare a garantire una qualità alimentare, ovviamente, quindi una dieta equilibrata e salutare, ma per provare a coniugare anche le necessità di risparmio ambientale, perché è vero, e lo vedremo, che il risparmio che si ottiene dalla riduzione del consumo alimentare equivale a importanti riduzioni in termini anche di emissioni di CO2, che è l'elemento che dovrebbe unirci tutti in una lotta impegnativa per il raggiungimento di obiettivi che sono veramente sfidanti. Non mi dilungo oltre e darei la parola per i saluti e i ringraziamenti che faccio io al padrone di casa, al vescovo Monsignor Cipolla della diocesi di Padova, per la stupenda cornice, ringraziamo, che ci ospita oggi, e perché le diocesi, quando parliamo di prossimità e di vicinanza a tutti e agli ultimi in particolare, sono assolutamente sempre in prima linea. In effetti abito qua e quindi sono contento di poter dire benvenuti in un angolo abito anch'io. Però non vorrei dare il benvenuto soltanto a voi, ma anche ai vostri pensieri, a queste belle riflessioni, intuizioni sulle quali in tanti, per fortuna, ormai si sta diventando sensibili. E io personalmente, ma vorrei dire anche le nostre chiese ormai, stanno maturando una maggiore sensibilità, e su questo anche noi vogliamo camminare, e con i vostri pensieri ci siamo anche noi, e quello che possiamo fare, contenti anche di poter contribuire, di poter imparare contemporaneamente. Penso che ci siano alcuni aspetti che sono senz'altro importanti. Innanzitutto quello che state vivendo adesso, cioè il confronto, mettere insieme considerazioni che vengono da parti diverse delle nostre sensibilità e della nostra società. Credo che il confronto comporti un arricchimento reciproco. Sempre è importante mettersi anche in questo atteggiamento di umiltà. Nessuno di noi possiede già tutte le cognizioni, le conoscenze, le informazioni. Ci possiamo arricchire reciprocamente. Così come mi sembra che sia altrettanto importante, è stata usata già una parola, il diventare creativi. Cioè non è ancora sufficiente quello che abbiamo potuto immaginare per aumentare nella nostra società, nella nostra cultura, questa sensibilità nei confronti dell'ambiente, nei confronti della casa comune e quindi anche delle risorse di cui noi ci avvantaggiamo e che noi usiamo e che dobbiamo usare con attenzione. C'è poi un appoggio che io vorrei garantire proprio al vostro percorso, perché noi stessi ci sentiamo coinvolti nel recupero dei beni, soprattutto del cibo, anche perché abbiamo l'esperienza, soprattutto ma non solo, tramite le nostre parrocchie, le Caritas parrocchiali, che ci sono situazioni di famiglie che hanno bisogno di questo cibo. E quindi per noi
è un tendere la mano perché si sia attenti a queste situazioni, e il recuperare lo spreco credo che sia quello che rischierebbe di essere sprecato, credo che sia un'attenzione sulla quale noi possiamo convergere, così come contemporaneamente ritengo prioritario forse questo, l'impegno a educare le nostre famiglie, a educare la nostra società nella quotidianità, non soltanto nel momento eccezionale o degli eventi. E in questo, per il clima culturale nel quale noi viviamo, non siamo aiutati, siamo anzi aiutati a sprecare, a consumare. E quindi occorre che ci alleiamo in qualche modo perché la nostra azione, le nostre attività abbiano questo risvolto educativo, pedagogico, che sappia creare una sensibilità. I giovani forse ci stanno anticipando in questo, forse dico perché non penso di frequentarli più in modo sufficiente, però da quanto viene proclamato senz'altro penso che possiamo avere degli alleati, soprattutto nei giovani, ma dobbiamo arrivare alla vita normale, quella delle nostre case e della nostra società, passando per la città. Noi abbiamo un'immagine di questo, abbiamo l'immagine anche di una certa superficialità nell'uso delle cose, nell'uso dei beni e nell'uso anche del cibo. E c'è un terzo appoggio, un terzo motivo per il quale mi sento di appoggiare questi vostri pensieri, le vostre azioni, ed è appunto perché anche al mondo produttivo si possa arrivare con questa sensibilità, così che, come si diceva, la filiera stessa sia costruita in modo che non ci siano sprechi e non ci sia uno sciupio di risorse che sono a nostra disposizione. Se permettete vi leggo, così per concludere, un passo della Laudato Si di Papa Francesco, che ha dato una bella un forte richiamo a tutta la Chiesa, ma direi al mondo intero, perché parla per tutti come persona, proprio su questi temi. E in particolare al numero 161 dice così: le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizie. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. L'attenuazione degli effetti dell'attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze di quanto noi stiamo operando adesso. Per questo benvenuti diciamo con le vostre persone, so che qualcuno è collegato poi con strumenti telematici, ma soprattutto mi sento di dare il benvenuto a questi pensieri, per i quali se possiamo contribuire noi siamo contenti. Grazie del vostro lavoro. Grazie davvero. Ora invito l'assessore alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva del Comune di Padova, che quest'anno come Comune ospita l'Ecoforum anche con il precedente evento che abbiamo realizzato con l'Università di Padova, e che ospiterà poi la Gran Guardia venerdì, l'ultimo evento conclusivo. Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, io porto intanto i saluti del Sindaco Giordani a questo incontro tematico appunto sullo spreco alimentare. Credo sia molto importante poter mettere o accendere un faro su questo tema. Noi abbiamo all'interno delle nostre scuole moltissime mense, sappiamo anche che lo spreco è purtroppo un elemento che dobbiamo cercare di combattere, prima di tutto con due armi, come diceva anche Monsignor, il nostro Vescovo. Dobbiamo intanto lavorare con l'educazione,
a cercare di capire che ogni cosa che possiamo ottenere dal frutto della nostra terra è un qualche cosa di irripetibile che non può andare sprecato e che quindi va utilizzato con il massimo del rispetto, soprattutto rispetto per le cose che ci vengono date, che ci vengono fornite. E questo è un momento che deve essere un momento educativo che deve mettere radici all'interno dei ragazzi che possono poi riprodurlo negli anni successivi. Un altro elemento è quello davvero di poter distribuire il cibo con una modalità per cui venga dato ciò che viene utilizzato. Poi noi abbiamo all'interno delle nostre mense un capitolato per cui viene servito secondo certi canoni di misura, e tutto ciò che non viene distribuito, cioè il cibo non servito, può essere raccolto, perché nel capitolato è stato chiesto proprio di mantenerlo a certe condizioni in maniera che possa essere riutilizzato e possa essere poi messo in una filiera come appunto Rete Solida dopo fa e raccoglie all'interno delle scuole. E soprattutto che non sia sprecato nemmeno quello già servito, perché può essere utilizzato anche per l'alimentazione di animali, nei canili, nelle varie situazioni anche di questo tipo. Di certo quello che noi vorremmo fare è, attraverso anche questo passaggio, può essere utile capire che cosa poi mangiano volentieri i ragazzi, che cosa si può effettivamente riproporre senza incorrere in uno spreco, ma si può anche capire la quantità che serve, che è utile per poter poi allestire una mensa senza eccessivi sprechi. Il discorso del percorso educativo è fondamentale in questo passaggio e credo davvero che il servizio mensa non sia soltanto un servizio alla famiglia che ha la possibilità di lasciare i ragazzi più tempo a scuola, ma è un servizio anche educativo, si mangia assieme, si condivide il cibo, non si spreca e quindi deve essere proprio pensato anche da questo punto di vista. Io ringrazio Legambiente, ringrazio le ACLI appunto per questo servizio che stanno facendo e che mette l'accento su questo tema, ma che pone davvero questo tema all'interno di quel grande tema che è stato oggetto di studio a Glasgow ultimamente, e che è quello di capire che la Terra non può sopportare sprechi e non può sopportare rifiuti oltre l'inverosimile. Quindi grazie anche per questo focus che state facendo. Bene, grazie. Ora chiamerei anche Marco Ferrero, che è consigliere di Fondazione Cassa di Risparmio Padova Rovigo, perché la Fondazione, diciamo, è partner a supporto del progetto anche Rete Solida e quindi, diciamo, c'è un impegno su questo fronte anche da parte della Fondazione. Grazie Marco. Sì, grazie a voi dell'invito. Io vi porto naturalmente i saluti del Presidente, il Professor Muraro, e anche del Consiglio di amministrazione. Devo dire che, diciamo, è un'occasione un po' speciale per me, perché immaginate, insomma, la Fondazione fortunatamente ha una capacità erogativa consistente. Abbiamo appena da poco annunciato che per il prossimo triennio prevediamo di poter erogare per il territorio 165 milioni, quindi abbiamo, diciamo, settimanalmente tante realtà che visitiamo, perché sulla base dei finanziamenti, dei contributi che vengono erogati, vengono realizzati tanti progetti molto belli. Oggi è un po' un'occasione speciale, perché questa progettualità Rete Solida così è un po' il frutto di un'intuizione che abbiamo avuto quando ancora io ero Presidente delle ACLI di Padova, e mi fa piacere vedere che ha fatto così tanta strada, quindi ringrazio il Presidente Gianni Cremonese che in qualche modo ha voluto continuare e anzi rilanciare e estendere questa progettualità, e poi Massimiliano e Melissa, che sono le due persone che ci lavorano quotidianamente
mettendoci tanto del loro, perché questo è un progetto che ha delle belle caratteristiche. Ripeto, è stata un po' un'intuizione tanti anni fa, perché si era sperimentato qualcosa insieme all'Università di Bologna, col suo spin-off, Last Minute Market. Le ACLI di Verona sono state le prime un po' a mettersi su questa strada, e a Padova avevamo voluto provare a darne una declinazione un po' diversa, anche per, come dire, valorizzare degli elementi di specificità territoriale che sappiamo il nostro Veneto ha, no? Quindi anche territori, province molto simili tra di loro, poi hanno una serie di caratteristiche, di specificità, e se non ci si vive in questo territorio queste cose spesso non si colgono. Per cui è stato interessante anche con l'Università di Bologna in qualche modo avere non solo un soggetto validatore di questa buona pratica, insomma, che in quel momento era già stata sperimentata ma non era ancora così consolidata, ma allo stesso tempo anche, come dire, provare a farsi guardare dall'esterno rispetto a queste caratteristiche che ogni territorio ha e che rendono necessaria una capacità di ascolto dei bisogni e di traduzione organizzativa, e per questo dico che in particolare Massimiliano e Melissa hanno un grande merito, perché a dirlo è facile, a farlo è difficile. Quindi è un grande progetto di rete che coinvolge tanti soggetti, che ha alcune persone che fanno un po' da animatori sociali prima ancora che da operatori, perché poi questo è molto spesso i progetti di rete, quando sono veramente di rete, cioè sono fatti da persone che stabiliscono delle relazioni e creano appunto una comunità di lavoro, magari informale, più o meno formale, che produce appunto risultati nuovi, innovazione sociale. L'altro elemento che mi pare significativo citare, appunto in veste di rappresentante della Fondazione Cariparo, è che questo è una di quelle progettualità che in qualche modo segnano la novità anche del ruolo che le fondazioni di origine bancaria, soprattutto quelle più consistenti, stanno provando ad interpretare, naturalmente con tutte le attenzioni del caso e tutto il rispetto delle prerogative istituzionali, in particolare degli enti locali, eccetera. Cioè il tentativo di essere anche promotori di innovazione sociale. Quando andammo la prima volta, forse Gianni si ricorderà, allora ero appunto uno stakeholder, no? Quindi andammo da Roberto Saro e dall'allora presidente Finotti, e non fu facile spiegare che cosa si pensava di fare con Rete Solida, perché in quel momento la Fondazione Cariparo era un po' più di oggi, si sentiva, ed era in particolare soprattutto un ente erogatore, no? Quindi ci dicevano, vabbè, ma quanti pulmini vi servono? Vi servono gli abbattitori, i frigoriferi? Ma dice no, in realtà ci sono, poi magari qualcuno in più è sempre utile, ma il tema era la costruzione della rete, la costruzione e la manutenzione di una rete di soggetti che sono già sul territorio, senza creare altre sovrastrutture o infrastrutture che non fosse l'infrastruttura della rete. Quindi, come dire, è uno di quegli esempi in cui il terzo settore, il privato sociale, aiuta, no, i soggetti, in questo caso le fondazioni di origine bancaria del territorio, a provare a vedere anche delle modalità ulteriori e nuove di svolgere la propria funzione. Era un po' di anni fa, adesso questo tipo di approccio è entrato in maniera molto, molto integrata nelle politiche delle fondazioni, è diventato oggetto anche di un confronto molto importante e serrato a livello di ACRI, che è l'ente appunto che le rappresenta e le riunisce, e quindi questo passaggio da ente erogativo a soggetto che prova a promuovere innovazione sociale attraverso lo strumento dei bandi e dei progetti propri è entrato, diciamo, proprio nel vissuto quotidiano appunto di questi enti, anche appunto per merito di iniziative come questa. Quindi un plauso a chi l'ha portata avanti in questi anni e l'ha sviluppata, perché è anche attraverso queste esperienze che, come dire, ci aiutiamo tutti a provare a interpretare al meglio quella che sono, come dire, le esigenze di una realtà in continuo cambiamento, anche di fronte a situazioni straordinarie e drammatiche come quella della pandemia, da cui ancora non siamo usciti. Quindi complimenti, buon lavoro, e naturalmente ci aspettiamo una proposta di una terza, diciamo, fase, perché questa è la seconda, che possa in qualche modo appunto rendere ancora più
strutturata, questa rete più capillare, perché come dire, le risorse non solo alimentari che rischiano di essere sprecate ci sono, e quindi si tratta appunto di organizzare sempre di più la possibilità di dare una risposta nelle forme che in questo caso sono state sperimentate con successo. Grazie. Grazie Marco. La fase, lei l'ha detto prima anche bene Veronese, la fase del reclutamento, quindi di allargare la rete, di allargare sempre di più la rete di collaborazione. Poi Marco sarà ancora con noi perché ha anche un altro ruolo importante che è quello di portavoce del forum del terzo settore regionale, che diciamo, è quel contenitore che contiene tante delle realtà di solidarietà e di associazioni di volontariato che alla fine sono, diciamo, il motore primo di queste azioni. È arrivata, ci ha raggiunto anche l'assessora regionale Emanuela Lanzarin, che ringrazio davvero per essere qui, prego. Sappiamo, oltre al periodo complicatissimo che stiamo vivendo, quindi ci sono tante cose da seguire, c'è anche il bilancio regionale, quindi grazie davvero, perché crediamo che sia un messaggio, insomma, di attenzione importante verso un tema che sappiamo la Regione aver messo a fuoco con attenzione e su cui dagli enti locali abbiamo capito che hanno un ruolo importante, le diocesi, la Chiesa, i cattolici, che fanno un lavoro, diciamo, chiaramente di accoglienza, di prossimità, di vicinanza, che abbiamo capito oggi anche grazie alle parole del Vescovo, il mondo del volontariato del terzo settore che poi si anima nel territorio. Prego, Assessore. Sì, buongiorno, io ringrazio Legambiente, le ACLI per l'opportunità e l'invito. Ci tenevo a fare un passaggio, ma anche per testimoniare anche le progettualità che ormai sono molto diffuse e molto radicate su questa materia in Veneto, in cui coinvolgono appieno tutta la rete dell'associazionismo, del terzo settore, quindi con ormai un'organizzazione capillare che pone al centro l'attenzione su quella che oggi, insomma, ne parliamo molto, giustamente, quella che oggi noi chiamiamo sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale, e che ritroviamo anche negli strumenti che come regioni ci stiamo approcciando, sia nel PNR, in quelle che sono le missioni appunto che sono oggi, insomma, di competenza. Infatti io poi vi lascerò, perché c'è una commissione politiche e sociali che è preventiva prima della cabina di regia rispetto alla missione 5, quella dell'inclusione sociale, no? Che quindi vorrà definire un po' gli ambiti d'azione su cui poi le regioni, gli ambiti, i comuni dovranno intervenire. Però ci tenevo proprio perché oggi, quando parliamo di sostenibilità ambientale ma sostenibilità sociale, io credo che le progettualità che sono state messe in campo in Regione Veneto assieme con gli enti locali, il terzo settore eccetera, sono delle progettualità che sono nate un po' in sordina, ma hanno comunque costruito una rete che oggi è capillare e risponde molto bene al territorio ma anche a questa tematica, e mi riferisco appunto alla rete degli empori solidali. In Veneto ormai è una progettualità diffusa, ne abbiamo 28 in tutto il Veneto, quindi suddivisi tra tutte le province. Sono degli empori che non sono poi solo dei luoghi fisici, sono dei luoghi fisici, ma sono anche dei luoghi relazionali, sociali, sono dei luoghi di incontro, sono dei luoghi di educazione e di formazione. Sono dei luoghi dove le famiglie, insomma, si possono incontrare, dove c'è educazione, quindi educazione anche, se vogliamo, alimentare, ai sani, corretti stili di vita, come fare la spesa. Sappiamo che in molti casi abbiamo molti problemi legati all'alimentazione dei bambini che mangiano male, e quindi anche un momento formativo in questi luoghi di anche formazione di personali che poi vengono reinserite e di distribuzione di quelle che sono le eccedenze alimentari. Io ho visto qualche dato per capire, insomma, di che dimensione stiamo parlando. In Veneto, questi sono i dati 2020, noi oggi abbiamo 28 realtà di questo tipo che hanno coinvolto nel 2020 circa 88.000 famiglie in tutto il territorio veneto, distribuendo 67.500 quintali di eccedenze alimentari, con una rete poi di associazionismo, e quindi il terzo settore, quindi enti di vario tipo, dalle Caritas piuttosto che altre associazioni che quindi fanno parte al registro del terzo settore, numeri molto importanti, anche poi con migliaia di volontari che
lavorano all'interno di queste strutture e che quindi anche vanno incontro a quelle che sono le esigenze. E perché mi soffermavo su questo? Perché questi noi sono nati un po' in sordina, in maniera sperimentale, ma poi si sono stratificati e oggi sono una progettualità consolidata, strutturale, che rientra nel piano di contrasto alla povertà, che è un po' il piano insomma che sappiamo mette in fila tutte quelle che sono le azioni che vengono attuate poi e poi hanno una ricaduta sul territorio, ma perché sono quelle progettualità che hanno una visione a 360 gradi, perché possono diventare non solo educazione all'alimentazione, ai sani e corretti stili di vita. Se parliamo in questo momento di prevenzione è imprescindibile non parlare nei corretti e sani stili di vita, nella corretta alimentazione, nel saper mangiare bene, nel far movimento, insomma nell'essere attenti a tutta una serie di situazioni, al concetto di non sprecare, quindi alla tutela ambientale, alla sostenibilità ambientale, quindi anche come agire proprio per evitare lo spreco e per educare al non spreco, perché non è detto che sempre ci sia il problema della mancanza di cibo. In molti casi il cibo viene utilizzato male o sprecato. Ci sono sicuramente delle sacche di povertà che quindi si contrastano con la distribuzione, ci sono delle altre situazioni in cui invece c'è una gestione forse non sempre, quindi deve essere accompagnata, ci deve essere un'educazione di questo tipo e quindi diventa anche un momento importante formativo proprio di sostenibilità a 360 gradi. Oggi è una realtà nel panorama veneto che vediamo, insomma, si sta sempre più, insomma, si sta potenziando e sta avendo molti risvolti che mettono al centro proprio quel concetto di sostenibilità a 360 gradi, come dicevo prima, perché è una sostenibilità alla fine anche sociale, di un percorso sociale che può essere anche il percorso di reinserimento di qualche persona che è stata espulsa dal mondo del lavoro temporaneamente, ma che può trovare anche all'interno di un contesto come questo un percorso di reinserimento, prima di rientrare poi in altri contesti normali della vita sociale, della vita produttiva o economica, insomma, dei territori, ma anche appunto un percorso educativo e noi contiamo molto in quelli che sono i percorsi educativi, altrettanto come sono quelli, come diceva anche l'assessore di Padova, i percorsi educativi all'interno delle nostre scuole rispetto appunto alla sana e corretta alimentazione, al non spreco. Oggi sono concetti, come si diceva e chi mi ha preceduto, molto importanti, che sono al centro dell'agenda nazionale, che devono essere al centro dell'agenda regionale, delle agende locali, perché ognuno di noi al proprio modo, insomma, può fare la propria parte. E abbiamo visto poi, e questo insomma l'abbiamo capito molto bene, l'abbiamo capito anche oggi con la pandemia, insomma, che se noi educhiamo soprattutto i bambini più piccoli diventano dei mezzi di comunicazione molto forti, perché recepiscono a volte in maniera molto più forte i concetti che in molti casi i grandi percepiscono dopo o comunque con più difficoltà o comunque metabolizzando molto di più. Quindi l'investimento anche presso le scuole, presso quelle che sono appunto l'educazione civica, l'educazione di un certo tipo e quindi il rispetto a 360 gradi dell'ambiente, di quelli che sono gli elementi, la salvaguardia insomma di quello che oggi noi abbiamo diventa fondamentale in percorsi come questo. Quindi io vi ringrazio per l'opportunità ma anche per il lavoro che fate, perché sia Lega Ambiente che le ACLI rappresentano all'interno poi di quel mondo del terzo settore, insomma, che è partito anche in maniera, il 23 è partito il registro unico del terzo settore, quindi insomma siamo proprio anche le prime battute, anche questo diventerà uno strumento proprio in quel contesto che è un contesto molto ampio, molto variegato, con varie sfaccettature, con varie sensibilità, ma la sensibilità poi cardine è quella della solidarietà, dell'altruismo, del mettersi a disposizione degli altri. Sono quelle progettualità che poi servono molto, ma soprattutto che hanno un significato perché sono quelle progettualità che partono dal basso, quindi partono dalla conoscenza vera dei problemi e dall'interpretazione anche di questi problemi, erogando poi servizi, ma soprattutto con la presenza e la disponibilità continua.
Grazie Assessora, anche per aver ricordato gli empoli solidali in cui i CSV hanno un ruolo importante. C'è anche Nicolò Gennaro che poi ci racconterà le esperienze diciamo in campo appunto nella nostra regione. E grazie per aver concluso diciamo le introduzioni alla giornata dandoci chiaro diciamo che c'è un ruolo per tutti e che l'obiettivo può essere quello di accompagnarci tutti insieme verso la messa a sistema di quelle che sono esperienze che nascono dal basso. Abbiamo capito tantissime di queste si sono poi diciamo, imposte perché si sono dimostrate esperienze di qualità. Quello che oggi vorremmo provare a fare è conoscerle a fondo e quindi intanto invito qui Tatiana Mario, giornalista della Difesa del Popolo che conosce e mastica, ecco, per stare una battuta sul tema, questi argomenti da tempo e che coordinerà diciamo, questa parte di racconto di quelle che sono, che consideriamo essere tra le migliori esperienze che ci sono in Veneto. Prego. Tra le migliori esperienze che ci sono in Veneto, sotto vari aspetti, quindi da quelli dei modelli di gestione a quelli della capacità di stare più vicini diciamo, alle persone, quindi gli aspetti di solidarietà e di inclusione sociale, ovviamente anche a quelli di diciamo, gestione ambientale, perché gli impatti abbiamo capito sono molteplici. Quindi non mi dilungo oltre, andiamo a conoscere queste sessioni, queste esperienze in questa sessione e do la parola a Tatiana. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importante appuntamento per parlare di qualcosa che può veramente incidere sulla capacità che ogni cittadino ha di rendersi protagonista anche di quella famosa transizione ecologica di cui parliamo continuamente. In Italia siamo fortunati perché abbiamo una legge da 5 anni, è la legge 166 del 2016, che ha riorganizzato il quadro normativo in merito alle eccedenze, alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari e ha semplificato le procedure per la donazione, creando e anche favorendo la creazione di sistemi virtuosi che mettano in relazione domanda e offerta. È una legge importante, una legge che pone il nostro Paese all'avanguardia in Europa, ma forse anche nel mondo, in merito proprio alla ridistribuzione di ciò che potrebbe rappresentare uno scarto, ma che diventa un'ulteriore risorsa, soprattutto per chi ha meno, per i più poveri, quindi con un alto valore sociale. E proprio per questo chiamo qui accanto a me per il primo intervento Matteo Guidi di Last Minute Market, perché ci possa spiegare quanto questo mercato delle eccedenze, quale impatto, dove vuole, ecco, quale impatto il mercato delle eccedenze ha all'interno della nostra economia. Grazie. Solo un appunto di servizio, essendo 7 gli interventi, chiedo di rimanere entro, ecco, e anche agli altri relatori che interverranno, chiedo di rimanere entro i 10 minuti scarsi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Io ho preparato qualche slide, ma sarò molto veloce, ne farò vedere solo alcune. Per me è un piacere partecipare oggi a questo evento, perché ho seguito con gli amici delle ACLI, con Marco Ferrero, con Max, i primi passi diciamo, di questo progetto, quando abbiamo iniziato, quando loro con molto piacere ci hanno invitato a partecipare diciamo, ai primi propri momenti di impostazione diciamo, di queste attività. Noi ci occupiamo di prevenzione degli sprechi alimentari da oltre 20 anni, quindi cercando di progettare e sviluppare delle attività sul territorio con le modalità che Marco Ferrero ha descritto perfettamente nel suo intervento, cioè cercando di
utilizzare le risorse logistiche già presenti sul territorio, facendo in modo che l'attività di recupero possa diventare per tutti gli stakeholder, tutti gli attori, un sistema, diciamo, vincente e con aspetti più positivi, diciamo, che impegni necessari. Noi poi lavoriamo... No, ma non... Avevo preparato qualche esempio, si può lavorare sulla prevenzione degli sprechi in tantissimi contesti, che siano quelli alimentari, quelli non alimentari, si può lavorare anche nel settore farmaceutico, lo scarto e lo spreco di farmaci è molto importante e può in qualche modo portare a recuperare delle risorse molto importanti per il territorio o anche per progetti di natura, diciamo, di progetti internazionali. Si può lavorare sul recupero di beni non alimentari come anche beni ingombranti, con le multi-utility, con chi realizza, diciamo, l'attività di gestione dei rifiuti sul territorio. Si può lavorare e si dovrà farlo sempre di più con le scuole, cosa che il progetto Rete Solida fa da tanti anni, proprio per i motivi che sono stati anche anticipati prima, cioè lavorare con gli studenti è l'attività principale, più importante per poter in qualche modo formare i consumatori del futuro. E lo scarto nelle scuole, oramai i dati lo hanno confermato da tanti studi, si attesta intorno al 35-40% mediamente di scarto di prodotti alimentari prodotti e non consumati, quindi diciamo è una quantità ingente che spesso non può essere recuperata perché si tratta per il 90-95% di rimanenze dei piatti, quindi qui non è tanto un intervento di recupero quello che può essere utile, ma più di prevenzione e di gestione dei menù e di tanti altri aspetti, diciamo. Progetti educativi, poi andiamo avanti molto velocemente, mi soffermo su due aspetti relativamente nuovi. Cioè, quando parliamo di recupero di eccedenze di sprechi alimentari, da qualche anno abbiamo un quadro di riferimento di livello internazionale che ci consente di lavorare tutti uniti in una certa direzione. Nello specifico, con l'Agenda 2030, no, delle Nazioni Unite sono stati definiti alcuni obiettivi, alcuni target specifici e nello specifico all'interno dell'obiettivo numero 12 abbiamo alcuni target specifici, tra cui il 12.3 che ci chiede espressamente di dimezzare entro il 2030 lo spreco a livello, diciamo, del consumo dell'ultima fase di filiere, quanto possibile ridurlo nelle fasi precedenti. Quindi diciamo che l'attività di recupero di eccedenze o più in generale di contrasto allo spreco alimentare rientra, diciamo, all'interno di un quadro molto più ampio rispetto ad attività, diciamo, locali e territoriali che rimangono quelle poi fondamentali. Non dimentichiamoci che si spreca tanto cibo, è circa un terzo il cibo a livello globale scartato, ma qual è l'aspetto fondamentale? La differenza con la quale sprechiamo nei diverse aree geografiche del pianeta, cioè la differenza tra i paesi più o meno sviluppati o industrializzati. Se vediamo la colonna di sinistra, che vediamo gli Stati Uniti, che non è tanto diversa dall'Europa, vediamo che la componente arancione o gialla, adesso dipende forse dallo schermo, incide molto di più rispetto ai paesi in via di sviluppo, cioè vuol dire che nei paesi più industrializzati scartiamo in percentuale molto di più nell'ultima fase della filiera, cioè quindi nel contesto domestico, nella fase di consumo, cosa che non succede nei paesi in via di sviluppo. Quindi dobbiamo sempre di più lavorare per aiutare il consumatore a ridurre lo scarto. Chiudo dicendovi che oltre alla normativa italiana che è stata, diciamo, importantissima e all'avanguardia a livello europeo, da qualche tempo abbiamo anche una piattaforma alla quale noi facciamo parte da qualche settimana, che è una piattaforma dedicata della Commissione europea sulla prevenzione degli scarti e degli sprechi alimentari. Questa piattaforma ha sviluppato diverse progettualità negli anni, tra cui anche un paio d'anni fa è uscito anche un orientamento della Commissione europea proprio sulla donazione delle eccedenze alimentari. Quindi, oltre a normative diciamo di carattere nazionale, ce ne sono anche linee guida anche regionali che hanno fatto determinati enti locali, come anche alcuni assessorati alla sanità, abbiamo un quadro di riferimento normativo molto preciso. Quindi non abbiamo più, diciamo, dei punti oscuri, dei dubbi su come dobbiamo gestire l'attività di recupero delle eccedenze. Vi leggo solo un passaggio che è uno dei, diciamo, dei principali, che poi viene ripreso in tanti passaggi, cioè gli operatori, o meglio, cioè tutti i consumatori devono essere tutelati allo stesso modo dalle stesse norme di sicurezza alimentare.
sia che gli alimenti siano commercializzati direttamente ai consumatori, sia che vengano ridistribuiti alle persone bisognose. Cioè quello che in qualche modo conferma che era già in qualche modo utilizzato, diciamo, questa impostazione da chi lavora sul territorio da tanti anni, ma non era così scontato, è che quando si lavora in ambito di recupero di eccedenze bisogna lavorare con le stesse caratteristiche, le stesse modalità dal punto di vista igienico-sanitario, con le modalità con le quali lavoriamo con un servizio commerciale o un'attività, diciamo, commerciale. Quindi complimenti, perché vi confermo e vi assicuro che quello che sta facendo Rete Solida esattamente in questa direzione, in qualche modo l'ha anche, diciamo, anticipato, diciamo, queste direttive. Io chiudo qua perché credo di essere andato anche oltre il termine massimo e vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie, è stato bravissimo. Grazie. Ho già chiuso loro. Il progetto Rebus delle ACLI di Padova è stato uno dei primi a livello nazionale a creare una rete di solidarietà sul territorio per il recupero delle eccedenze. Parliamo di alimenti freschi, di farmaci, di frutta e di verdura in particolare. Il progetto è stato realizzato e si è sviluppato così bene che è diventato apripista per altre esperienze in altri territori che lo hanno saputo declinare e realizzare. Ne parliamo quindi con Claudio Bolcato, presidente delle ACLI provinciali di Verona, che ci spiega proprio uno dei punti di forza di Rebus, cioè la capacità di recuperare le materie che sarebbero scarto dal mercato ortofrutticolo. Come funziona questo sistema che rimette in circolo risorse così anche facilmente deperibili e che hanno bisogno di un ferreo controllo di igiene? Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Allora, raccontare in pochi minuti il progetto Rebus e rispondere a questa domanda è abbastanza complesso. Anch'io ho preferito con l'ufficio progetti preparare alcune immagini che danno un po' il senso e l'idea di questo progetto Rebus. Allora, innanzitutto è un modello integrato di recupero delle eccedenze, nel senso che si va oltre la donazione e il semplice recupero, ma si cerca di coinvolgere, di rendere corresponsabili tutti i soggetti che vengono e che entrano a far parte poi del percorso. Lo scopo non è solo quello di recuperare e ridistribuire, ma diventa quello pertanto, attraverso un insieme di regole codificate, di far crescere un po' un'idea anche di equità, differenziando anche le modalità con cui vengono eseguite queste operazioni. Allora, qui avete poi una breve storia che non vi tedio con la lettura, vi dico solo che nasce nel 2002, il progetto per cui ha 19 anni, è cresciuto lentamente fino al 2010 e tra il 2010 e il 2017 ha avuto un po' il momento di massimo sviluppo, quando è stato attivato anche il percorso inserendo poi il Verona Mercato all'interno, insomma, di tutto l'impianto. Massimo sviluppo che vuol dire annualmente recuperare circa 1 milione di chili di beni alimentari, ma anche 4.000 confezioni di farmaci. Numeri confermati anche durante il periodo del 2020 col lockdown Covid, per cui comunque un meccanismo, una macchina che ha mantenuto il proprio funzionamento. Il massimo riconoscimento l'abbiamo avuto nel 2020, quando siamo stati inseriti nelle 42 buone pratiche di sviluppo sostenibile da parte dell'ASVIS, che nel rapporto territori e sviluppo sostenibile, insomma, ha riportato questo progetto. Le parole chiavi del progetto. Io non scendo poi nel dettaglio di come funziona tutto il meccanismo. Preferisco così riassumervelo a parole. Rete e relazioni. Allora, chiaramente rete, perché si tratta di tenere insieme diverse strutture, dagli enti del terzo settore alle istituzioni pubbliche, fino poi ai soggetti a cui si fa la ridistribuzione del cibo. Ma soprattutto relazioni, ed è questa forse il valore aggiunto del progetto Rebus, perché essendo
un percorso di diretto contatto con gli enti che vengono chiamati a andare a recuperare le eccedenze e poi questi vanno nella distribuzione diretta con le persone bisognose, entri poi anche nel tema dello stile di vita, dell'educazione all'alimentazione, metti al centro le persone. Così nel mettere giù queste parole abbiamo voluto metterlo al primo posto perché per noi è proprio l'essenzialità del progetto. Poi arrivano le tracciabilità, le procedure, la flessibilità, l'adattabilità al contesto, anche la capacità di rispondere alle emergenze in maniera molto immediata e in tempo reale. Arriva la corresponsabilità con il territorio e il contrasto allo spreco, che vuol dire prevenzione, recupero, sensibilizzazione delle comunità. La scorsa settimana eravamo collegati con delle scuole a cui abbiamo proposto, ad esempio, ai ragazzi di farsi loro stessi segnalatori di sprechi nei loro territori. Parlavamo anche con scuole che hanno comuni piccoli, insomma, perché in questo progetto può rientrare anche il negoziante, il piccolo panificio che alla sera ha quell'eccedenza che andrebbe sprecata. Qui avete un po' il funzionamento, le ACLI sono la cabina di regia, hanno un ruolo di facilitatore per cui coordinano, gestiscono la rete di solidarietà, gestiscono tutta la parte di ordinaria amministrazione che sono gli aspetti burocratici documentali. Non nascondiamo che nel terzo settore c'è un po' anche una certa allergia all'aspetto, alla burocrazia, alla semplice documento di trasporto, eccetera. Si carica, si va, si è molto operativi, per cui serve anche chi poi nel retro si occupa di garantire tutta la procedura. E poi le ACLI hanno il compito di favorire la replicabilità sul territorio. Gli attori protagonisti sono gli enti del terzo settore e le aziende per le donazioni, le associazioni per il recupero, che fanno direttamente con loro mezzi e volontari. Per cui anche qui c'è un grosso lavoro di cogliere l'esigenza dell'associazione che sa di cosa ha bisogno in quel momento lì e metterla in contatto direttamente con l'azienda che fa la donazione. E qui le associazioni hanno anche la libertà di scegliere su un lavoro quotidiano, settimanale o mensile o anche a chiamata, perché qualcuno manifesta anche delle esigenze veramente fuori da ogni schema. L'ente pubblico è coinvolto attivamente e partendo dalla donazione dei pasti cotti non consumati delle mense scolastiche, ad esempio, ma anche su sgravi su tassa rifiuti e sostegno al progetto. I due focus su cui mi concentro, così rispondo anche alla domanda rimanendo un po' nei tempi. Verona Mercato. Allora, Verona Mercato è tra i primi mercati all'ingrosso in Italia e al primo posto nel Veneto. Con Verona Mercato è partita già nel 2008 una relazione di estrema fiducia che è cresciuta nel tempo e condividiamo insieme la cabina di regia del progetto, per cui le ACLI si occupano dell'accreditamento degli enti del terzo settore, dei controlli, la gestione e rendicontazione. Verona Mercato controlla e poi fa quell'azione nei confronti del Comune di Verona di richiesta degli sgravi della tassa rifiuti. Perché ecco, l'accordo raggiunto poi nel tempo è proprio questo, che i posteggiatori che donano con queste modalità, certificandole attraverso processi ben definiti, hanno poi la possibilità di avere delle agevolazioni rispetto anche ad una tassa rifiuti. E le associazioni accedono direttamente al recupero dell'eccedenza del bene, non passano attraverso controlli ulteriori, ma vanno direttamente dove sanno che c'è la segnalazione di questa eccedenza da recuperare. Ecco, qui mi piace anche dirvi che le foto che abbiamo inserito sono proprio le persone, sono foto reali, nel senso
questa suor Dina è una delle anime degli animatori poi della raccolta anche presso la Verona Mercato. L'ultimo aspetto su cui mi soffermo è un po' l'idea che sta alla base del progetto Rebus, che è quella di essere replicabile nei territori. Questo l'abbiamo fatto attraverso il tavolo nazionale del coordinamento delle eccedenze delle ACLI, che ci ha permesso poi di portare questa esperienza un po' in giro per tutta l'Italia, dal centro Italia, Ancona ad esempio, fino alla Puglia. Questo tavolo di coordinamento è nato nel 2017, ha una serie di funzioni da stimolare, uniformare, promuovere e accompagnare anche tutte le sedi ACLI che decidono di attivarsi sul tema. E in un ultimo, la cosa importante, è la ricerca fondi. Anche qui la ricerca fondi è fondamentale per sostenere i progetti, però l'ambizione di questo progetto è quello di avere anche un basso costo, perché non comporta la necessità di avere magazzini, depositi, frigoriferi, carichi, scarichi in passaggi successivi, ma è veramente una raccolta di disponibilità e una ridistribuzione che richiede solo una persona che faccia da coordinamento, per cui insomma i costi diventano gestibili. Ultima cosa, c'è questa piattaforma The Avanzers, che è una piattaforma costruita e ragionata proprio per salvaguardare tutti gli aspetti che vi ho illustrato precedentemente, soprattutto quelle delle relazioni, perché agevola tutta la parte burocratica, però permette anche agli enti locali e permette alle associazioni di tenere monitorato anche i vari livelli di raccolta e ridistribuzione. Direi che sono stato nei tempi quasi. Perfetto, grazie mille. Ricollegandomi a quello che lei diceva nel corso della sua relazione, la possibilità di scontare la tassa sui rifiuti ai soggetti. Su questo mi riferisco a quello che anche la legge dice, la 166 del 2016. I comuni possono fare molto di più per poter facilitare la transizione ecologica e poter innescare meccanismi virtuosi di recupero delle eccedenze, perché proprio la legge lo prevede attraverso proprio lo sconto che i comuni possono fare sulla Tari a quei soggetti che rimettono in circolo ciò che potrebbe diventare scarto ma che poi diventa risorsa dall'alto valore sociale. Ora invito invito ad arrivare qui Nicolò Gennaro, che è il direttore del CSV di Padova e Rovigo. Nicolò ci parlerà dell'esperienza dell'Emporio Solidale del Polesine, che da 2 anni rimette in circolo le risorse che andrebbero sprecate, grazie anche alla legge di cui parlava, la normativa regionale di cui parlava prima anche l'assessore Lanzarin, che è la normativa 118 del 2019, che favorisce e finanzia la creazione di queste reti sul territorio per la ridistribuzione. Empori che, come già diceva l'assessore, non sono solo magazzini in cui ridistribuire gli alimenti, i generi di prima necessità, ma che diventano veri e propri presidi territoriali per l'educazione, ma anche contro l'emarginazione. Sì, assolutamente. Beh, ringrazio dell'applauso, che comunque penso fosse per la fine dell'intervento e non naturalmente per me che ancora dovevo intervenire. È molto interessante tra l'altro l'esperienza veronese, e penso che, date le dimensioni molto simili anche con il mercato ortofrutticolo padovano, sarebbe davvero bello che si potesse in qualche modo replicare un'esperienza così solida e strutturata. Qualcosina si sta facendo, però sarebbe bello arrivare anche a noi, no Max? Bene, grazie Tatiana e naturalmente grazie a Legambiente e alle ACLI per questa iniziativa. Penso sia molto preziosa anche per ritrovarsi un po', mettere insieme i pezzi e vedere un po' i vari punti di vista per trarre anche ispirazione per i percorsi che stiamo ognuno per la sua parte, insomma, portando avanti. Io non ho portato slide, e se ne avessi portato una avrei portato un dipinto del Tintoretto, a sentire un po' i vari temi che stanno emergendo, e la parola chiave che mi sembra
abbastanza evidente possa essere la parola relazione in tutto ciò che sta venendo raccontato e detto, perché qualche numero è stato dato, qualche numero potrei darlo anch'io, sulle migliaia di quintali di generi alimentari che sono stati recuperati e ridistribuiti attraverso le esperienze sia padovane che soprattutto polesane, visto che l'emporio effettivamente l'abbiamo attivato in provincia di Rovigo. Potrei parlare di numeri di centinaia, migliaia di persone che hanno ricevuto questo sostegno di tipo alimentare, però in realtà il valore vero di queste esperienze, di queste progettualità, sta proprio nella sua capacità generativa di relazioni significative che in qualche modo vanno a fondare dei legami più solidi e più inclusivi nelle comunità e accompagnano anche le persone che attraversano momenti di fragilità e di bisogno verso un riscatto, verso una piena reimmissione, diciamo, nella comunità, nella società, potendo recuperare anche un ruolo sociale. E ciò avviene attraverso appunto la relazione. Per questo mi sarei appoggiato semplicemente a questo dipinto, un'ultima cena del Tintoretto, che comunque vi invito ad andare a vedere alla chiesa di San Polo, dove la centralità del dipinto viene occupata da una figura di spalle che è intenta è un commensale all'ultima cena, appunto, di spalle sta dando del cibo ad un mendicante, e questa figura di spalle è Giuda, lo riconosci attraverso il borsellino che è dipinto sulle cintole. E quindi ci si chiede: ma com'è che il Tintoretto ha voluto dare tutta questa centralità alla figura di un Giuda che compie un atto apparentemente caritatevole e generoso? Voleva in qualche modo dare una nuova luce, una nuova lettura alla figura No, assolutamente, perché questa centralità serviva proprio in quel dipinto a raccontare che cos'è la solidarietà e quanto valore abbia la relazione nel legame di solidarietà. Infatti Giuda sta porgendo un pezzo di pane, ma lo fa dando le spalle alla persona, dando le spalle a noi che guardiamo il dipinto, ma dando le spalle soprattutto alla persona che sta allungando la mano per ricevere il pezzo di pane. Ed è in diretta contrapposizione con un'altra figura dall'altra parte del tavolo, un pochino più in ombra ma abbastanza visibile perché il Tintoretto gli ha dato una bella veste rossa e appariscente, che sta anch'esso compiendo un gesto caritatevole. Sta porgendo una mela ad un bambino appunto mendicante, ma con il braccio ancora vicino al corpo, la mela che passa in secondo piano di fronte al tentativo palese, evidente, reso veramente molto bene dal Tintoretto, di cercare lo sguardo del bambino a cui sta porgendo questa mela. E quindi appunto in questa contrapposizione, in quel dipinto, emerge appunto la differenza tra ciò che è e ciò che non è un gesto di carità, ciò che è e ciò che non è un gesto di solidarietà. La differenza passa attraverso la relazione. E questo noi dobbiamo tenerlo presente nel momento in cui sviluppiamo progetti come quelli anche degli empori. Sappiamo che nella nostra regione insomma, ce ne sono numerosi, in tutta Italia insomma, ce ne sono parecchi, e in quasi tutti i centri di servizio volontariato svolgono un ruolo insieme soprattutto alle Caritas, diciamo che sono le due anime che uno per un verso e uno per un altro danno vita a questo tipo di esperienze. E nel nostro territorio padovano ancora, Padova città, diciamo, non esiste ancora questa esperienza. Sulla provincia di Rovigo ce n'è una già attivo da qualche tempo nel delta del Po, e dall'anno scorso, e penso si possa dire tranquillamente un frutto tra un bel po' di virgolette positivo dell'esperienza che abbiamo attraversato negli ultimi 2 anni a causa del Covid, appunto si è attivato questo progetto di emporio solidale. Un emporio solidale però appunto di tipo B, o se vogliamo insomma un emporio diffuso, di secondo livello. Che cosa vuol dire? Un emporio che non fa distribuzione diretta, ma aiuta, raccogliendo le derrate alimentari, i vari prodotti, i generi alimentari, altrimenti oggetto di spreco o appunto in eccedenza, e le distribuisce a chi sul territorio si occupa poi direttamente della distribuzione dei generi alimentari alle persone che ne hanno bisogno.
Questo frutto positivo della terribile esperienza degli ultimi 2 anni è stato possibile grazie ad un motore. Tutte le dinamiche sociali, insomma, se prendono vita è perché c'è qualcuno che spinge, qualcuno che si prende, come dire, il primo pezzo di responsabilità, ci mette l'energia e la passione per portarlo avanti, e c'è un nome e cognome, insomma c'è un'associazione che durante la pandemia si è attivata immediatamente, ha fatto un lavoro straordinario. Questa associazione si chiama Bandiera Gialla e sono felice che ci siano anche gli amici in sala, che con una generosità straordinaria ha messo in moto una dinamica di recupero e ridistribuzione alle associazioni del territorio nei momenti più bui del lockdown. Da quell'esperienza è nato lo slancio per poi dare vita effettivamente al percorso del progetto Emporio, che è stato riconosciuto poi dalla Regione Veneto, sostenuto, finanziato, e attraverso appunto il CSV abbiamo preso in affitto un bel magazzino che adesso continua a funzionare. Ma al di là dell'attività proprio appunto numerica e quantitativa, quello che conta sono i bisogni a cui sta andando a rispondere questo Emporio, che è un Emporio che vive grazie a una rete di circa 90 soggetti, 90 enti che erano già attivi sulla distribuzione di generi alimentari e che manifestano bisogni del tipo formativo, innanzitutto, per i propri operatori, ma anche di accompagnamento formativo alle persone che sono seguite da queste realtà e che hanno messo sul tavolo il grande tema del coordinamento per rendere anche efficace l'intervento delle singole realtà. E quindi il lavoro che stiamo facendo dietro le quinte, non appariscente, appunto, non produttore di numeri da mettere su un tavolo, ma generativo di relazioni e di significati, è proprio quello sull'allineamento e il coordinamento delle modalità di lavoro di tutte queste realtà e soprattutto la dotazione di una piattaforma, di un sistema unico su tutta la provincia per la gestione appunto della presa in carico dei nuclei familiari che accedono ai servizi di queste realtà. E quindi appunto, per andare a chiudere, questo è un esempio che, avendo la fortuna poi di lavorare al centro servizio volontariato di Padova e Rovigo, può alimentare e in qualche modo sostenere percorsi simili su entrambe le province, perché la buona pratica rodigina, speriamo insomma sempre con l'aiuto di ACLI, naturalmente del Comune di Padova, di Caritas, stiamo cercando di lavorare proprio perché anche sullo spunto di ciò che è nato su Rovigo si possa iniziare un percorso anche qui di sostegno all'infrastruttura della solidarietà che eviti doppioni, che eviti sprechi anche organizzativi, non solo alimentari, e che possa essere più efficace nel dare risposta alle persone e sostenerle nei loro percorsi di riattivazione e reinserimento sociale. Grazie. Grazie Niccolò Gennaro. E proprio sullo spunto che Niccolò ha lanciato alla fine del suo intervento, sull'importanza di fare rete, di mettere insieme anche dati e informazioni perché la solidarietà sia il più efficace possibile, volevo chiedere a Lorenzo Rampone, direttore della Caritas di Padova, di intervenire, perché l'ultimo miglio della ridistribuzione è rappresentato proprio da loro, da quell'esercito di volontari delle Caritas parrocchiali, che sono migliaia nel nostro territorio e che sono delle vere e proprie sentinelle sociali. Sono dei promotori di relazione, prima di tutto, con chi aiutano. Non solo quindi consegnano un pacco di pasta, un litro d'olio, ma soprattutto attivano un canale nuovo. Grazie Tatiana, buon pomeriggio a tutti, grazie a Legambiente e alle ACLI per questa possibilità di convergere qui oggi pomeriggio e di fare qualche riflessione. Io vado a dire qualche cosa sulla rete delle Caritas, che è una parte di coloro che incontrano le persone che sono in stato di difficoltà e di bisogno, perché la rete è molto più ampia, insomma, quindi Caritas è una parte di questa rete. Io invece ho portato qualche numero, questa piantina fa vedere insomma l'estensione della diocesi di Padova e come vedete la parte più bassa
ricopre quasi totalmente la provincia di Padova, lasciando fuori soltanto un paio di parti, a sinistra la provincia di Vicenza e quella parte a destra invece la provincia di Treviso. 459 sono le parrocchie, in provincia di Padova 317 le parrocchie e 150 di queste hanno attivo un servizio di incontro con le persone che hanno problemi di natura economica, e di questi 150 parrocchie, queste 150 parrocchie si rivolgono effettivamente a un totale di 235 parrocchie come territorio, insomma. Ma adesso vi spiego meglio. La storia e lo sviluppo di questo servizio è nato dal bisogno, e quindi tradizionalmente un bisogno che era riportato alla canonica, al parroco, e poi questo bisogno insomma è stato colto, c'è stato uno sviluppo organizzativo che si è organizzato insomma attorno al bisogno, quindi dalla canonica si è passati ad un intervento in un altro luogo della parrocchia. Poi quindi il problema della ricerca di fonti di approvvigionamento, collette di generi alimentari che venivano fatte in chiesa, raccolte in denaro per completare il paniere che veniva offerto alle persone, accordi con supermercati ed enti impegnati nel recupero, convenzioni con enti collegati con Agea. E poi man mano la storia dice che c'è stata l'acquisizione di strumenti per la lettura del bisogno, che c'è stata la rilevazione di altri tipi di bisogno e quindi l'istituzione poi di centri di ascolto per entrare in relazione con le persone. Non ripeto le parole che ha detto così bene Nicolò sulla questione della relazione, però di fatto l'elemento centrale che si vive nelle parrocchie è proprio questo, insomma, e quindi le caratteristiche di questo servizio sono di capillarità, di territorialità, nel senso che ogni parrocchia incontra le persone che abitano nel proprio territorio, quindi c'è una possibilità di familiarità e di flessibilità del servizio. Questo significa che le relazioni sono davvero vicine, brevi, di sostegno, e le espressioni ricordate prima dello sguardo e della capacità di entrare in relazione positiva con le persone sono il primo passo, insomma, dei nostri volontari, della formazione sulla quale noi diamo loro una mano. Gli elementi problematici, incomincio da questi, di questo servizio che è così capillare ma è così diversificato, è l'eterogeneità, e su questo stiamo lavorando a livello formativo, il coordinamento che in questo momento è fragile ma sul quale ci sono degli elementi che poi vi dirò, panieri di prodotti limitati rispetto ai bisogni e alle richieste delle persone, c'è la questione della gratuità e noi sappiamo che ciò che è gratis tante volte vale poco, quindi c'è da fare qualche pensiero rispetto a questa questione. Il problema dello spreco lo spreco al quadrato, cioè il fatto che una parte di ciò che viene recuperato va comunque sprecato, e quindi si tratta di lavorare, come è stato detto prima molto bene, su aspetti educativi anche nei confronti delle persone che beneficiano dell'aiuto. Però un altro aspetto problematico è quello dello stigma, e cioè il fatto di farsi riconoscere in un ambiente caratterizzato in un certo modo e quindi di essere riconosciuti nella propria comunità come persone che sono in difficoltà, e il problema della dignità e della vergogna da superare, ma non solo da superare, ma forse da trovare degli elementi che possano avvicinare alle persone che hanno più ritrosia a farsi riconoscere. Gli aspetti positivi ne abbiamo elencati pochi, ma non sono pochi. Intanto la possibilità di percorsi educativi con le persone, qui il lavoro è molto grosso rispetto sia agli sprechi in campo alimentare ma ad altri sprechi. Perché poi c'è tutta la questione degli altri bisogni che vengono portati, il bisogno, la povertà energetica, lo spreco di risorse energetiche.
La questione dell'accompagnamento, anche questo ci si sta organizzando e si sta facendo formazione affinché i volontari non trattino le persone in modo standardizzato, ma che l'aiuto possa essere personalizzato il più possibile e non soltanto l'aiuto alimentare, ma personalizzato l'accompagnamento a seconda di quali sono le problematiche che le persone presentano. Perché è chiaro che il primo approccio è quello di presentare la problematica, diciamo, economica e del bisogno alimentare, però poi a grappolo emergono altri tipi di problemi che magari sono proprio la causa di quest'ultimo. La questione della restituzione di un corrispettivo, per esempio al proprio nucleo familiare o alla comunità, e anche su questo ci stiamo lavorando in modo che l'aiuto alimentare sia corrisposto in cambio di un aiuto che la famiglia stessa dà, per esempio, al proprio nucleo familiare, per esempio in un accompagnamento più mirato dei minori nella scuola o nel doposcuola, attraverso delle dinamiche, insomma, di sostegno di fragilità altre, oppure alla comunità, restituendo con qualche forma di volontariato o di impegno all'interno della comunità quello che si è ricevuto. La consegna a casa è un altro degli elementi positivi che è condizionata chiaramente al bisogno effettivo della persona. Parlavamo prima della questione della vergogna, allora può essere che ci siano certe modalità che possono superare questi elementi. Strumenti del servizio, va bene, c'è una modulistica che aiuta le parrocchie ad attenersi al regolamento della privacy, la raccolta dell'ISEE per comunque fare una valutazione del reddito, delle capacità economiche familiari, delle schede cartacee per la rilevazione dei bisogni, e questo strumento informatico, OspoWeb, è uno strumento messo a disposizione da Caritas Italiana, quindi uno strumento che rappresenta un database a livello nazionale con dei compartimenti, tra virgolette, separati, quindi c'è un database per ogni diocesi e all'interno del database di ogni diocesi c'è la possibilità di aprire dei piccoli database per chi si associa a questo sistema. In questo momento ci sono più che in questo momento, si parla di una parte anagrafica, ci sono 80 voci che però è personalizzabile, una parte relativa ai bisogni, 117 voci, e una parte di richieste interventi, 94 voci. Qui è soltanto per darvi un resoconto della questione dei bisogni. Vedete che ci sono varie categorie e sottocategorie. Abbiamo esploso la categoria della povertà e dei problemi economici e vedete qual è il dettaglio rispetto alla capacità di raccolta dati di questo sistema, e poi tutti questi dati possono essere chiaramente estrapolati e può essere fatto anche qualche studio per capire che tipologia di problematiche le persone presentano. Questa parte sulle richieste interventi, anche qui abbiamo estrapolato la parte che riguarda i beni e i servizi materiali, tra i quali ci sono i viveri a domicilio, gli empori, eccetera, eccetera. Ecco, risottolineo, credo, no? Qui c'è qualche dato che riguarda l'utilizzo in questo momento di OspoWeb per la diocesi di Padova, e diciamo che le anagrafiche dal 2011 ad oggi raccolte in tutto sono 20.000. La divisione per genere, vedete, 55 maschile, 45 femminile, che fotografa una situazione particolare, perché qui dentro, oltre a raccogliere i dati parrocchiali e dei centri di ascolto vicariali, c'è la raccolta dei dati delle cucine economiche popolari e quindi di quel mondo lì che rappresenta una fetta di emarginazione grave della città di Padova, che è in maggioranza maschile. Quindi i dati, diciamo, parrocchiali dicono invece il contrario, che la maggioranza è femminile. E poi vedete sulla questione degli interventi sono pochi rispetto a quello che ci potremmo immaginare, perché sono state distribuite nel 2019
7.000 pacchi viveri, però questo è un dato che non riguarda la diocesi, ma riguarda quelle parrocchie che in questo momento stanno raccogliendo dei dati attraverso OSPOWeb, e rispetto al coordinamento di cui dicevi tu, Tatiana, all'inizio presentandomi, è chiaro che stiamo spingendo molto perché questo strumento possa essere un supporto maggiore alle parrocchie. Che cosa consente questo strumento? Oltre che a raccogliere le storie delle persone, a raccogliere i bisogni, ma consente anche un lavoro di rete che è molto semplificato, perché attraverso questo strumento si può stabilire la persona che si ha di fronte, se è seguita anche da qualche altro centro di ascolto, qualche altra parrocchia, in modo di poter lavorare in rete e poter aiutare in maniera più significativa quella persona che si presenta. Quindi noi stiamo lavorando su due aspetti: quello formativo, per mettere in grado i nostri volontari di relazionarsi con le persone che presentano dei bisogni nel modo più adeguato e più rispettoso, specialmente lavorando in rete con i servizi sociali dei comuni e con gli altri enti del territorio, e dall'altra parte fornendo degli strumenti, questo informatico in particolare, perché il lavoro di rete sia facilitato e sia possibile arrivare ad individuare chi altro sta aiutando quella persona in modo più immediato e in modo di potersi mettere poi in contatto anche personalmente. Ecco, io chiuderei qui, forse sono andato oltre i tempi, però intanto vi ringrazio e buona prosecuzione di pomeriggio. Grazie Lorenzo Rampon. La gestione dei quantitativi ricevuti, la trasparenza della filiera e la tracciabilità delle operazioni e anche la scadenza degli alimenti sono tutte questioni molto importanti, perché pongono il sistema della solidarietà in un'ottica di legalità e giustizia nei confronti anche dei cittadini, di chi dona, ma soprattutto anche di chi riceve. Negli ultimi anni quindi la tecnologia ha fatto passi da gigante, come ci ha dimostrato anche Lorenzo Rampone, come con il semplice OSPOWeb si riescono ad intrecciare e a integrare insieme i bisogni in modo che anche i servizi non siano replicati inutilmente e le risorse non siano sprecate. E per quanto riguarda quindi i passi da gigante che la tecnologia ha permesso di fare anche in quest'ambito, ne parliamo con Adolfo Villafiorita di ShareTech. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e per la presentazione. Io appunto sono Adolfo Villafiorita, e sono informatico ma non abbastanza abile da usare il telecomando. Ecco qua. Allora, sono amministratore di ShareTech. ShareTech è una realtà che nasce come startup innovativa a vocazione sociale da personale che ha lavorato per tanti anni, ha sottoscritto altro personale che ha lavorato per tanti anni in Fondazione Bruno Kessler, un centro di ricerca in Trentino, e ho pensato doveroso introdurre ShareTech per una realtà molto, molto piccola e nuova, perché partiamo a gennaio 2021 portando in realtà fuori dal centro di ricerca un lavoro che abbiamo sviluppato per diversi anni, perché parte nel 2011, lontano 2011. ShareTech si occupa in realtà di due, diciamo così, la nostra formazione di informatici, quindi portiamo due tipi di competenze. Da una parte sviluppiamo applicazioni software applicazioni per gestire donazioni alimentari e altre, diciamo così, movimentazioni dei prodotti alimentari. Dall'altra parte ci facciamo coinvolgere volentieri in progetti di sensibilizzazione. E giusto per fare un po' di pubblicità, insomma, uno dei progetti in cui mi sto molto divertendo, anche molto impegnando, vi parlo brevissimamente di Che Spreco, che è un progetto
progetto che stiamo conducendo in collaborazione con alcuni amici dell'Istituto Storico Germanico della Fondazione Bruno Kessler, per cui mettiamo assieme competenze diverse di informatici e storici per parlare nelle scuole di spreco. Vedete sopra c'è un grafico che per esempio raccoglie un po' le nostre analisi sugli sprechi nelle mense scolastiche che abbiamo condotto in passato, e sotto in realtà ci sono alcuni documenti storici che mettiamo a confronto, perché poi se andate a vedere le raccomandazioni che vengono date sul manifesto di destra relativamente alla riduzione degli sprechi sono poi di assoluta attualità, perché si dice per esempio di comprare localmente, giusto per dirne una. E quindi diciamo così, sono molto contento di questa attività che sviluppiamo assieme in modo multidisciplinare. Per oggi volevo concentrarmi rapidamente, spero, perché poi sono un chiacchierone ma mi faccio bloccare dalla moderatrice, dell'applicazione web Bring the Food che abbiamo cominciato a sviluppare 10 anni fa, nel 2011, in Fondazione Bruno Kessler, che ha avuto una lunga gestazione, dal 2015 è in produzione, e che quest'anno è un'applicazione web che aiuta a tracciare e semplificare il processo di recupero delle donazioni. E quest'anno gli enti che usano Bring the Food hanno mappato sulla nostra applicazione circa 1 milione di chili di prodotti alimentari, quindi un'applicazione che sta crescendo. Il punto fondamentale è perché la tecnologia a supporto di questo genere di attività. Io penso che ci siano alcuni argomenti che possono essere abbastanza convincenti. A sinistra, per esempio, mostro una delle funzioni della nostra applicazione che consente di pianificare il giro di recupero, ma andando per esempio a fornire una stima di quelli che sono i chilometri da percorrere, il costo, i tempi e il valore dei beni recuperati. Quindi una soluzione informatica può fornire una serie di, diciamo così, funzioni che aiutano a raccogliere meglio, una serie di funzioni che aiutano a pianificare, ma anche una serie di funzioni che aiutano a certificare il processo. Si è parlato prima dei problemi legati per esempio alla documentazione fiscale, ai documenti di trasporto e a tutta la burocrazia che viene automatizzata da uno strumento come Bring the Food. E naturalmente tutto il discorso legato alla certificazione delle donazioni e poi delle dichiarazioni che possono essere utilizzate proprio per fruire dei benefici della legge Gadda, di cui si parlava prima. La nostra soluzione è una soluzione che abbiamo la fortuna di essere utilizzata da diversi enti. Questa è una mappa che mostra un pochettino, diciamo così, dove siamo diffusi sul territorio italiano. Lavoriamo con diversi enti, tra cui Rete Solida, e la possibilità di lavorare con diversi enti, a mio giudizio, è molto importante per due motivi. Il primo, come si è detto più volte, perché aiuta a fare rete, e il secondo è perché ci aiuta in realtà a imparare le pratiche migliori e a condividerle. E una delle pratiche migliori che vorrei provare un pochettino a illustrare un pelino più nel dettaglio è proprio il progetto con Rete Solida, perché per due motivi. Il primo perché è stata una delle prime iniziative che abbiamo sviluppato con Bring the Food, e perché poi è un esempio molto evidente, molto chiaro di come in realtà la capacità di parlare, di relazionarsi, di ascoltare da parte nostra ha aiutato a rendere la nostra piattaforma una piattaforma più solida, più solida in tutti i sensi. In particolare le funzioni che abbiamo realizzato assieme a Max, a Massimiliano, sono legate al recupero dalle organizzazioni di produttori. Quindi il problema che si affronta è quello di recupero di grandi quantità, prodotti freschi, e quindi qualitativamente, diciamo così, molto importanti, perché aiutano a rendere più varia la dieta, no, dei beneficiari, ma che viceversa pongono un problema organizzativo logistico notevole, soprattutto se non si ha o non ci si vuole dotare di una cella, diciamo così, magazzini e celle frigorifere. In un certo senso bisogna replicare
il just in time, no? il ritiro e consegna al volo delle donazioni alimentari. E le piattaforme tecnologiche consentono di fare questo, e Bring the Food consente di fare questo, e così negli anni, insomma, attraverso una continua interazione, un continuo perfezionamento della piattaforma, abbiamo costruito un sistema che ora consente di aiutare ad aiutare, lasciatemi dire, per cui consente di raccogliere più eccedenze, di raccoglierle meglio, in maniera più tracciata, e andare ad raggiungere veramente tante persone. Noi, diciamo così, io parlo sempre al plurale, ma il merito va sempre a chi è veramente sul campo a raccogliere le eccedenze, però la piattaforma in un certo senso, insomma, mi rende orgoglioso dire che aiuta, togliendo l'imbarazzo di tutte le cose meccanizzabili e facili da fare. Risultati, e ho veramente concluso, quest'anno nel 2021 366 tonnellate di prodotti recuperati da Rete Soldi da sul primario. Mentre parlo probabilmente sono già non aggiornati, perché Massimiliano continua a raccogliere, e qualche dato sull'impatto anche ambientale che la piattaforma consente di calcolare molto bene. 570.000 chilometri, 500.000 di chilometri percorsi in auto sono rappresentati, catturati nei prodotti alimentari che sono stati salvati con queste operazioni. Se mi è consentito, volevo chiudere con... Io di solito aprivo le mie presentazioni con questa slide, perché le aprivo così, dicevo 1/3 della produzione mondiale sprecata, Bring the Food è la soluzione. In realtà adesso vorrei chiudere con questa slide con un messaggio molto diverso. Abbiamo visto quante tonnellate riusciamo a recuperare assieme, qui vediamo quante ce ne sono da recuperare. Il messaggio, a mio giudizio, è quello di bisogna lavorare assieme, fare rete, lavorare assieme, costruire piattaforme nazionali, costruire delle soluzioni in cui tutti si può lavorare e collaborare assieme. Io penso che sia il modo più efficace per incidere e avere un effetto sullo spreco. E con questo ho chiuso. Grazie Adolfo Villafiorita per il suo intervento, per gli stimoli e i suggerimenti da cogliere e da mettere in campo. Si stanno ampliando anche le possibilità, quindi, per il recupero del canale della ristorazione collettiva, mense aziendali, mense scolastiche, ospedali. Ma come farlo bene nel rispetto della sicurezza alimentare nei confronti delle persone anche che vengono aiutate? Perché non dobbiamo dimenticare che prima di tutto stiamo parlando di dignità umana. Anche Lorenzo Rampon prima lo ricordava, l'importanza di trattare le persone come persone e quindi di garantire anche a loro sistemi di sicurezza anche igienica. E ne parliamo con Gabriella Conti, che è dell'Ordine Nazionale dei Biologi, delegazione del Triveneto. Grazie. Buongiorno. Benvenuta. Funziona così. No. Ecco, io vi ho portato una sola slide, che sono le norme che stanno alla base del recupero delle eccedenze nelle mense scolastiche. Non ve le racconto, il recupero è possibile, vi racconto invece la mia esperienza di 20 anni nel controllo e nella gestione delle mense scolastiche rispetto alle eccedenze alimentari. Una cosa veloce. Negli anni, ormai, il recupero delle eccedenze è presente in tutti gli appalti, è previsto in tutti gli appalti della ristorazione collettiva. Per cui la possibilità di recuperare queste eccedenze c'è. Il problema è come. Dalla mia esperienza nelle scuole materne parrocchiali, dove c'è una cucina interna, non c'è spreco. La cuoca adatta la quantità in base al gradimento dei bambini e i bambini partecipano alla cucina e questo consente di non avere spreco. Nelle scuole in appalto, nei piccoli comuni, 14.000, 12.000, 15.000 abitanti,
quindi abbiamo delle mense che sono al di sotto dei 100 bambini, la rimanenza non è sufficiente per giustificare un ritiro. Il Comune e le associazioni hanno difficoltà a reperire anche i volontari che siano presenti tutti i giorni e che vadano nelle mense delle scuole. E non si riesce nemmeno a organizzare una mensa sociale, perché le persone nei piccoli comuni si vergognano ad andare a pranzare nella mensa sociale. Invece nei grandi comuni, io ho l'esempio per esempio di San Donà di Piave, che sono 40.000 abitanti, abbiamo scuole con più di 150 bambini, lì sì la rimanenza è sufficiente, il servizio è stato organizzato, le associazioni riescono a garantire i turni dei volontari nelle grandi scuole per andare a prendere le rimanenze e si riesce anche ad organizzare una mensa solidale. E poi abbiamo il discorso delle piccole, ci sono delle piccole realtà innovative nelle quali i bambini non devono prendere nel piatto la porzione definita dall'appalto, per cui il bambino può scegliere quanto avere, quello che prende sul piatto il bambino lo deve mangiare. E questo è un passaggio molto importante e lì è proprio una questione di educazione alimentare. Quindi il ruolo della mensa scolastica è un ruolo sanitario, come viene ripetuto anche nelle ultime linee guida nazionali. E quindi la mensa scolastica, il menù della mensa scolastica viene fatto per migliorare lo stato di salute della popolazione. Per cui spesso succede che nelle mense vengono serviti alimenti a cui i bambini non sono abituati, ad esempio tutti i legumi, per esempio. Finché una pasta e fagioli i bambini le mangiano ancora, ma quando noi presentiamo altri tipi di legumi, dalle lenticchie ai ceci, abbiamo molta difficoltà a farli assaggiare proprio i bambini. Invece in queste piccole scuole dove c'è un grandissimo lavoro sull'educazione alimentare e anche perché quando si è in mensa un bambino gli viene portato il vassoio con tutti gli alimenti presenti e il bambino può scegliere se mangiare o no, il resto viene buttato e questa associazione, quello che viene buttato non vale, la mensa, quello che mi viene dato, non vale niente. Per cui bisogna veramente evitare di creare questo cortocircuito. Io lo posso buttare e allora non vale. Invece va fatto veramente un grandissimo lavoro nel quale appunto, come dicevo in questa mensa qui, che il bambino deve prendere poco, quel poco lo deve mangiare, deve assaggiare tutto, ha la possibilità di avere il bis se ne vuole ancora. Quindi tutto quello che rimane nelle gastronom, quindi nei vassoi d'acciaio, è tutto prodotto che può essere recuperato e quindi a quel punto quello che io non ho mangiato non viene buttato, ma viene dato ad altri. A questo punto il cibo riprende un suo valore. Questo volevo raccontarvi. Grazie, davvero molto interessante. Molto interessante da un punto di vista dell'informazione, ma anche come genitore ha chiarito molto probabilmente il cortocircuito che viene causato spesso all'interno delle nostre mense scolastiche, in cui i bambini molto spesso rifiutano ciò che viene portato. L'esperienza di recupero e ridistribuzione delle ACLI di Padova è nata nel 2009 in maniera molto embrionale. Nel 2012 è diventato un vero e proprio progetto. Si chiama Rete Solida e all'interno delle cartelline c'è anche la vetrofania che può essere incollata, come dice Massimiliano, in fronte e che ha un significato molto importante.
Significa relazioni, territorio, economia, solidarietà e ambiente. È un progetto articolato e che diventa sempre più grande, che non è facile da gestire, ma che sta anche regalando moltissime soddisfazioni a chi lo porta, a chi lo sviluppa e lo aiuta a crescere quotidianamente. Ma perché è importante lavorare in sinergia con il territorio? Grazie a reti accreditate che lavorino contro l'improvvisazione e siano in grado di diventare anche moltiplicatrici di opportunità. E chiedo quindi a Massimiliano Monterosso di Rete Solida proprio di spiegarci questo passaggio importante che è fondamentale sviluppare a questo punto della storia. Grazie Tatiana, grazie a tutti. Avrete gli incubi questa notte di Rete Solida, è stato nominato talmente tante volte che è un messaggio subliminale che resterà. No, a parte gli scherzi, siamo un po' appunto con Legambiente e promotori della giornata di oggi, per cui tante cose ruotano un po' ruotano attorno all'esperienza che qui a Padova si fa, ma abbiamo voluto proprio sfruttare questa giornata per mettere attorno al tavolo tante altre esperienze e tante altre realtà che, come noi, lavorano in questo ambito, magari anche con tagli e con modalità diverse, per cui la possibilità di confrontarsi e divulgare poi quelle che sono le modalità fa parte anche di questo lavoro di organizzazione e di lavoro che si fa per cercare di fare un atto, a me viene da dire, non semplicemente di solidarietà, ma a me piace parlare di giustizia in questo caso, perché comunque avere da una parte persone che magari sono in stato di bisogno e dall'altra persone che lavorano per coltivare la terra, raccogliere, trasformare, trasportare, vendere e poi ritirare e buttare via, è veramente una questione di giustizia per tutti, perché questi non restino senza e chi ha lavorato e ha impiegato risorse e usato risorse del territorio non l'abbia fatto per niente. Vi racconto velocissimamente cosa facciamo come progetto, non tanto per ripetere le cose che sono state fatte, ma perché il focus che io volevo dare era un po' legato anche a come un'attività di recupero come Rete Solida, ma come altri progetti, sono assolutamente in linea all'interno di quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma poi lo vediamo. Velocissimamente, Rete Solida lavora con la grande distribuzione, con la ristorazione collettiva, le organizzazioni dei produttori, l'industria alimentare, eccetera, perché poi la possibilità di avere una rete molto estesa ci consente di recuperare praticamente tutto quello che è riutilizzabile, anche con quantitativi molto importanti. Alcuni dati, ma velocissimi: una rete che comunque è estesa per la provincia di Padova, con una propaggine su Rovigo grazie alla preziosa collaborazione degli amici della rete di lì, e che comunque è coordinata anche con altre realtà provinciali. Per cui anche qui il fatto che ci siano organizzazioni e reti organizzate, consolidate anche a livello di diverse province, dà la possibilità di allargare ancora il raggio d'azione. Faccio un esempio velocissimo: ci ha contattato una ditta di Padova per una donazione di brodo pronto. Erano 2 bilici, uno per Padova sarebbe stato troppo, cioè uno per Padova era sufficiente, 2 sarebbero stati troppi. Ha alzato il telefono, ho contattato a Verona, venerdì sono venuti, se ne sono portati via 10.000 litri e gli altri li facciamo noi venerdì. Questo è un esempio, ma queste cose qui capitano e capitano spesso, per cui le reti tra le reti, oggi ne abbiamo parlato, ma sono comunque una cosa essenziale. Il rapporto con le ditte della ristorazione collettiva, per cui anche qui accordi quadro con diverse ditte che operano nella provincia e con cui, visto che, come diceva prima chi mi ha preceduto, c'è la previsione rispetto agli appalti del recupero, il problema è farlo, e quindi le ditte sono chiamate a farlo. Il problema, l'anello debole un po' della catena in questo caso è la realtà territoriale che riesca a gestirlo nei tempi e modi che possono garantire la sicurezza alimentare. Anche qui le organizzazioni, le 3 gruppi della GDO, quindi la grande distribuzione, catene di supermercati,
Anche qui ci sono molte esperienze a livello nazionale, tante catene della grande distribuzione non si sono ancora messe in movimento per attività di recupero di questo tipo, perché, a detta loro, non buttano via niente, i dati parlano di altro, per cui chissà che col tempo vengano avanti anche altre collaborazioni. Le organizzazioni dei produttori, quindi sono prodotti che vengono ritirati dal mercato ortofrutticolo, quindi frutta sostanzialmente, perché è quella più semplice da gestire e che arriva da tutta Italia, quasi per tutto l'anno, e che sono quei prodotti che o sono troppo piccoli, sono troppo grandi, o sono di troppo, per cui non riescono ad essere gestiti all'interno della filiera, e che era un po' quello che raccontava Adolfo prima, dove grazie poi all'applicativo abbiamo semplificato moltissimo la gestione di questa cosa qui, con numeri estremamente importanti. L'altro dato, gli altri due dati che a me sono molto cari, è quello delle persone raggiunte, perché poi tramite il tracciamento di quelle che sono le donazioni sappiamo dove vanno i prodotti e quante sono le persone seguite dalle singole realtà che afferiscono alla rete, e un numero di 18.000 persone raggiunte, raggiungibili dal tipo di lavoro che viene fatto, dà conto di un lavoro incredibile di volontari sul territorio, ma anche del peso di quella solidarietà, di quella prossimità fatta da chi, prima parlavamo dell'ultimo miglio, ma le persone che poi hanno di fatto il contatto e la distribuzione diretta con chi ha bisogno. L'ultimo numero è un bello 0, che è molto tondo, ma che vuol dire che Rete Solidale questa cosa qui la fa senza avere un magazzino. Quindi il just in time, o comunque l'organizzazione, consente di recuperare, ridistribuire il più possibile a chilometro zero, il più possibile in tempo reale, dove c'è l'eccedenza, nel caso magari di donazioni di aziende, o ad esempio nel caso delle mense scolastiche, senza dotarsi di sovrastrutture che poi hanno dei costi, hanno dei limiti, perché poi anche lì magari fai una cella e il giorno dopo ti serve il grande, quindi hai la possibilità di scalare a seconda di quello che è necessario. Ecco, a me piaceva ragionare un po' su questo e sarò molto veloce, ma io quando ho visto un po' gli obiettivi così, senza andare poi, come ha fatto prima Matteo, nei singoli punti del singolo obiettivo, in realtà leggendoli così, dei 17 obiettivi, mi sembrava che moltissimi fossero di fatto veramente attinenti al lavoro che viene fatto. Qua. I primi 3, quindi la lotta alla povertà, lotta alla fame e salute e benessere, l'abbiamo detto, l'hanno detto chi mi ha preceduto, quindi un equivalente per la provincia di Padova, quello che si fa su Rovigo, di circa 2.000 euro all'anno di prodotti raccolti e ridistribuiti, okay? A fronte di un costo operativo del progetto che è un millesimo di quello che viene fatto lì, e quindi si parla di generatività, di circolarità. Le persone, che già dicevo prima, il cibo, che è un cibo prezioso, quello che viene recuperato, perché poi anche qui la frutta o i prodotti freschi sono spesso quelli che vengono esclusi poi dalle diete delle persone che hanno meno capacità economica, proprio perché magari sono quelle che costano di più, che sono più difficili da gestire, per cui reintegrare certo tipo di prodotti nella dieta delle persone che hanno più bisogno ha ancora più un valore proprio legato alla salute e al benessere. Cosa vuol dire? 600.000 kg di cibo recuperato, e questa è una stima molto conservativa e che, come diceva bene Adolfo prima, domani cambia già, perché domani arrivano altre 22 tonnellate di mele e siamo già pronti per distribuirle. Venerdì arrivano 10.000 litri di brodo. Questa mattina ci hanno chiamato per 1.800 confezioni di caffè, quindi la cosa è sempre in movimento. È anche quello che oggi abbiamo accennato brevemente anche con altri progetti. Il modello è applicabile anche al settore del no food. Si parlava del farmaceutico, ma pensate anche a tutto il settore dell'abbigliamento, della moda, del calzaturiero, dove non hai il prodotto che scade, ma c'è comunque una stagionalità. L'anno scorso abbiamo raccolto e distribuito 10.000 paia di scarpe da una ditta qui di Padova, e anche su questo gli spazi di crescita sono molto importanti. Andiamo avanti con gli obiettivi. Anche qui
la riduzione delle disuguaglianze, in realtà qui io la leggo molto come opportunità tra quelli che è un po' il centro delle città, il capoluogo, e quella che è un po' la periferia. Spesso capita che molte delle iniziative sono focalizzate sul capoluogo di provincia o comunque sui centri più grossi. Con attività tipo Rete Solida in realtà la diffusione è veramente capillare, quindi anche domani facciamo la donazione, le mele arriveranno a Cittadella come a Montagnana, a Monselice come ad Abano, e quindi con un avvicinamento e un appiattimento di fatto di quelle che possono essere differenze di opportunità date magari dalla periferia rispetto alla città. Così come tutto l'aspetto della sostenibilità. Noi quando siamo partiti con Rete Solida a livello di ideazione, a livello di progettualità, si ragionava soprattutto in termini di solidarietà, quindi di bisogno delle persone e di risorse da recuperare per poter dare una risposta a questi bisogni. In realtà poi strada facendo si è maturata sempre di più anche una consapevolezza rispetto a quello che è un impatto di sostenibilità e di impatto ambientale estremamente importante. Qui facendo un po' i conti della serva famosi, tra noi con il progetto a Padova, gli amici di Verona, l'Emporio Giugno del Polesine, parliamo di prodotti raccolti in un anno di 2 milioni di chili di prodotti. Andiamo a fare le valorizzazioni in termini di CO2 equivalente o quant'altro, abbiamo un impatto ambientale che è veramente importante, molto più magari di altre iniziative, di altre attività che si fanno, su un prodotto che se non ci fossero queste reti andrebbe a finire nella spazzatura. Qui c'erano alcuni numeri, però ecco, l'altra cosa che è interessante è che il modello gestionale, che non prevede punti di raccolta e di stoccaggio, ma una distribuzione il più possibile a chilometro zero, riduce anche appunto poi quello che è il lavoro di andare avanti e indietro, prendere, stoccare, avere le celle frigorifere, ma l'avanzo è lì, lì viene utilizzato il più possibile. L'ultima cosa che in realtà un po' tra le righe è stata accennata a varie cose, quindi il discorso del coinvolgimento e del lavorare assieme rispetto al raggiungimento degli obiettivi, credo sia un aspetto estremamente importante nella relazione tra queste reti organizzate, solide, certificate, comunque che lavorano in maniera seria, e quelli che possono essere un po' gli aspetti della politica, degli enti locali, degli enti che finanziano, proprio perché anche grazie a quelli che possono essere i dati raccolti, e per questo a me premeva oggi avere anche la presentazione di esperienze che dicono che questa cosa qui viene fatta secondo tutti i crismi e secondo anche una raccolta di dati importanti, perché possono consentire poi queste intelligenze di raccolta di dati per orientare quelle che sono alcune scelte. Mi piaceva tantissimo adesso l'esperienza della mensa, dove il bambino prende quello che vuole, il resto è utile. È una cosa che viene fatta forse solo da voi, perché in realtà nelle linee guida il menù è previsto che deve esserci 50 grammi di questo, 20 grammi di quello, quello viene messo sul piatto, se lo vuoi, se non lo vuoi lo butti via. Noi riusciamo a raccogliere quello che resta nel gastronomo, ma a fine distribuzione, se passi e vedi i sacchi di prodotto che comunque resta sui piatti e viene buttato via, è 30 volte tanto quello che viene raccolto. Per cui anche qui avere da un lato la possibilità di avere delle procedure validate, collaudate nel tempo, sicure e che ti consentano di far vedere quello che può essere raccolto, e dall'altra incrociarlo con quelli che sono i menu, con le cose, ti può consentire di fare dei ragionamenti rispetto a magari quelle che sono le linee guida, di dare dei suggerimenti rispetto al fatto ma magari il menu invece di farlo così facciamolo in maniera più variabile, dove tu introduci una cosa che sai che i bambini mangiano, vuoi fargli assaggiare anche cose nuove, lo prevedi ma come extra, e quello lì sai che se viene utilizzato e via dicendo, insomma. Quindi su questo ecco, e la disponibilità
da parte di tutti quelli che sono intervenuti oggi di mettersi attorno a un tavolo e fare ragionamenti seri per orientare quelle che sono magari le modalità nel Veneto, potenzialmente anche altrove, di gestire questo tipo di attività per evitare lo spreco alla fonte e per essere in grado di dire vabbè, quello che c'è sappiamo come gestirlo. Ok, vabbè, i punti di forza li abbiamo un po' detti anche prima, e visto che siamo anche cose, li vedete, li leggete. Una cosa che a me piace pensare, soprattutto poi rispetto alle aree di crescita, è che è una rete che è viva e che è sempre in espansione, ma che ha potenzialità di allargamento sempre di più, anche come reti tra le reti. Prima gli amici delle Acli di Verona menzionavano il progetto De Avanzers come Acli nazionali, dove tra l'altro il partner tecnico sono gli amici di ShareTech. Anche qui dotarsi di una piattaforma che possa essere utilizzata a livello nazionale per uniformare le attività, per avere dei dati che siano compatibili, per condividere anche poi quelle che sono le buone pratiche, per cui se a Padova così abbiamo fatto così, abbiamo sviluppato questa cosa, magari funziona, la mettiamo a disposizione, può essere che sia utile anche per te. E quindi una rete che è generativa anche rispetto a poi al lavoro delle associazioni che ne entrano. La rete produttiva oggi dà una mano, ma sicuramente può dare molto di più. Tutta l'industria agroalimentare del territorio ha sicuramente margini di donazione che sono esponenziali rispetto a quello che si ritira oggi. Facevo prima alcuni esempi, ma sono moltissime le realtà che magari oggi non sanno che possono farlo. Per cui avere un coinvolgimento di ulteriori realtà produttive per portare nuove possibilità di raccolta è sicuramente un'area da allargare. Lo sviluppo delle policy era quello che dicevo prima, quindi grazie al dato, grazie all'esperienza, la disponibilità di mettersi attorno a un tavolo con la politica per decidere assieme come possono essere fatti magari progettualità o incentivi. La parte logistica è problematica, non necessariamente, perché comunque c'è l'esperienza per gestire anche altre cose, per cui possibilità magari di avere degli strumenti agevoli, per cui magari non serve che io mi doti di una cella frigorifera, ma posso avere a disposizione delle realtà sottoutilizzate per, che ne so, 30 giorni all'anno. Al bisogno io posso andare a muovere. Io non devo avere una struttura ferma lì, però magari al mercato ortofrutticolo ci sono degli spazi. Così come magari per i trasporti, i furgoni, adesso a Padova c'è il car sharing, magari avere X ore del furgone, quindi su questa cosa qui c'è sicuramente spazio di lavoro. E chiudo, il coinvolgimento dei beneficiari, lo diceva prima Lorenzo, quindi le persone che poi ricevono queste donazioni, che non siano semplicemente lì a braccia aperte a ricevere, ma trovare in maniera circolare per coinvolgere sempre di più anche loro, e in sintesi la presa in carico del territorio, che per me vuol dire questo è un progetto che è un progetto di tutti, perché è un progetto che serve per tutto il territorio, che è a tutela di tutto il territorio, che tu sia produttore, che sia distributore, che sia associazione del terzo settore, che sia ente locale, è una cosa che la vediamo come messa a disposizione di tutti quanti, non una cosa che fa Max, per quanto la si faccia molto volentieri, ma non è una cosa nostra. Ecco, basta, io finisco. Grazie. Grazie Massimiliano Monterosso. Io non aggiungo nient'altro, chiudo questo momento così importante pensando che i pensieri, gli stimoli, i punti di forza e anche le visioni che sono emerse in questo confronto serrato di oggi pomeriggio possano stimolare davvero quello che auspicava anche Massimiliano adesso, cioè il confronto intorno ad un tavolo insieme alle istituzioni, agli enti coinvolti nella raccolta e nella ridistribuzione, perché il sistema sia sempre più efficace, perché il sistema delle eccedenze alimentari possa produrre futuro anche sempre di più in un'ottica di sviluppo sostenibile e di solidarietà sociale. Grazie a tutti per aver partecipato e grazie a chi è intervenuto e ha portato il proprio contributo. Lascio la parola a Luigi Lazzaro, perché adesso c'è un altro momento importante. Adesso, anch'io ringrazio, davvero molto efficace e densa di
di informazioni soprattutto, quindi speriamo di riuscire nella nostra impresa di portare tutte queste esperienze. Io la parola che mi piacerebbe portarci a casa tutti è un po' il noi, mi sembra che oggi l'hanno usata tutti, perché non siamo soli ma siamo tanti che possiamo fare rete e reti tra reti. Ora c'è una pausa caffè giù di sotto, ci rivediamo con 5-10 minuti di ritardo, ricominciamo puntuali invece che alle 16:50, alle 17.